Eccoci con Nicola Zonta e Mitja Pahor, finalisti oggi della Coppa Veneto Under 14 maschile. Non è andata bene nel risultato, ma che emozione essere qui, ragazzi. Nicola, cominciamo da te che sei capitano. Che partita è stata? Molto bella, una partita molto emozionante. Giocare poi qui al Pala Fabris è stato davvero stupendo e loro erano più bravi, però comunque ci siamo battuti. Mitja, cos'è stato decisivo nella partita? La battuta, abbiamo avuto una buona battuta, tanti ace abbiamo fatto, anche loro avevano una buona battuta, però con l'attacco eravamo un po' confusi. L'emozione più grande di questa Coppa Veneto, capitano Zonta, qual è stata? Sicuramente la finale qui a Padova e anche la semifinale dove abbiamo vinto contro Padova, che è stato molto tecnico. Nel momento in cui è caduto il pallone del terzo set, il 34-36, che cosa avete provato? Prima Nicola e poi Mitja. Molta emozione perché comunque vincere un set in finale non ce l'avevamo mai fatta la nostra società. Mitja? Io ero anche contento perché io ero al servizio, ho fatto un ace, era un'emozione molto bella per aver fatto vincere un set a tutta la squadra e essere tutti contenti. È vero che avete perso, però diciamo, siete contenti di essere qua? Sì. Allora ragazzi, complimenti comunque e in bocca al lupo per il resto della stagione. Grazie.